parco non è più da vedere come area vincolata, area che non può essere utilizzata e quindi un peso per le popolazioni. Deve essere al contrario una risorsa per le popolazioni, una risorsa, il turismo. Noi dobbiamo vendere queste montagne nel senso buono. nel senso buono. E credo che sia quello che vuole proprio la gente, questo, no? Quello Ormai di amare il territorio che abbiamo. Certo, rispetto al passato, a qualche anno fa, c'erano le opposizioni delle popolazioni nei confronti di proposte di nuovi parchi. Oggi stiamo ricevendo richieste di nuovi parchi, ne abbiamo 3-4 proprio che stiamo rivedendo con il PTRC. Ci fa piacere vedere una donna avere una carica così importante e di responsabilità. Sì, accanto appunto all'incarico di presidente del parco io ricopro anche la carica di presidente delle Regole d'Ampezzo, che è un'istituzione molto importante in questo paese. Esatto. Le Regole d'Ampezzo hanno circa almeno più di 1000 anni di storia. Noi negli archivi abbiamo una pergamena che risale al 1300, quindi sicuramente è l'istituzione più vecchia di questa vallata. È importante perché le Regole d'Ampezzo praticamente amministrano la quasi totalità dei boschi e dei pascoli che vedete qua attorno. Noi altri qua siamo veramente taccai a un tiro de scioppo da un'altra regione che rispetto a noi gode di qualche beneficio. Voi altri come riuscite a far quadrare il bilancio e rispetto alle effettive necessità? Diciamo che sicuramente i nostri vicini hanno delle agevolazioni, hanno la possibilità di realizzare dei progetti che noi non abbiamo. Noi per converso abbiamo, penso, un panorama, un ambiente bellissimo, quindi il Signore ci ha regalato questo. Allora, io ricaverai Sky, ma non altri che avevamo i posti meglio, vero? Beh, insomma, ecco. Diciamo così. Cioè, ti dovresti dirmi che qua, sulle nostre montagne, che c'è l'ambra. Sì, qui sulle Dolomiti abbiamo avuto la fortuna di fare questa scoperta di queste ambre che sono le più vecchie in Italia e la terza al mondo. E questa qua è la prova, vero? Questa è la prova, sì. I geologi dell'Università di Padova a quando datano? Cioè la fanno risalire a che periodo? Sì, questa formazione del Durrestein ha 225 milioni di anni. Mia fuffa, 225 milioni di anni. Qui c'era il mare e dei piccoli isolotti dove crescevano queste piante di conifere primitive che esudavano queste goccioline che poi cadevano in acqua e lì rimanevano inglobate in questi fanghi che poi è diventata roccia. Quasi quasi, tieni un attimo il microfono che farò un pendente alla nostra Cinzia Ghedina, ricco proprio di gocce d'ambra e cappe, cappessante, peoci eccetera. Vabbè, un piccolo omaggio da parte nostra. Grazie. Non possiamo dimenticare che le Dolomiti sono il regno dell'alpinismo e quindi c'è anche pane per i denti degli alpinisti, degli arrampicatori, di chi ha passione di fare le vie attrezzate, ferrate, anche l'inverno per lo sci alpinismo, naturalmente in massima sicurezza. E qui siamo al rifugio di Bona con il nostro amico Nicola. Cosa abbiamo preparato per i nostri viandanti? Allora, qui abbiamo portato un po' di pietanze tipiche della zona. E ora ti ottengo amico, se ti prego. Avanti. Bene. Allora, partiamo qui dagli antipasti. Allora, c'ho degli involtini di speck e caprino su un letto di rucola e radicchio, accompagnati con una sfogliatina di speck e formaggio. E poi qui invece abbiamo un piatto misto di speck e salame di cervo. E qui viene la cosa fatta bene. Allora, tortelloni ai funghi porcini tartufati, gnocchi di patate saltati con panna ed erba cipollina, garganelli, salsicce e radicchio, questi sono un po' una specialità del posto qua. Gli strozzapreti alla boscaiola, tutta pasta fatta a mano. E questi i famosi? se no, i famosi casonsei di rape rosse. Ecco, qua andiamo su un secondo corposo, no? Bello sostanzioso. Allora, sono i canederli accompagnati col goulash di manzo. E questi sono tipici.
o se no invece del goulash di manzo possiamo mettere il capriolo a modo di spezzatino. Grigliata mista e qui insomma abbiamo tutte le carni. E per concludere, e se qualcuno c'ha ancora fame, sicuro? Dopo aver camminato in lungo e in largo per il parco, resta un busetto per un po' di dolce. E allora abbiamo lo strudel di mele fatto in casa e la crostata di mirtilli rossi, anche la fatta in casa. Spiace voi altri ne farvi un giro, ma mi qua da mettere qualcosa in ta saccoccia. Sì, mette fame. Se sacrificheremo, dai, cosa ho dovuto fare? Vabbè. Insomma, che avevamo capito che da qualsiasi parte che te vaghi, in ogni canton, che c'è qualcosa di buon e di bello. Perché questo è il Veneto. Tra terra e cielo. Pronto, Roberto? Pronto? Pronto, Remigio? Dove siete? Siamo sul campo di Carturo. Come? Ma siete godito a Piazzola sul Brenta. Dove? Piazzola sul Brenta, cos'è? Una piazzola sul Brenta. A Piazzola? A Villa Contarini? No, Villa Contarini! Ma sì, tossemo. Ah no, ma dovresti dirmi che adesso... Non avevamo dito sul campo di Carturo. Questo è una piazzola adesso. Stai attento, allora... va bene, noi andiamo, noi andiamo, casomai andiamo torno là, fermate là, sta fermo là, non ti muovere, per carità, non fare altri danni, cerchiamo di venire tettore, va bene? Va bene, vi aspetto. Stupendo il volo di oggi, viaggiamo sul Medio Brenta. Comandante, qualcuna indicazione sul volo? Beh, dunque, dobbiamo cercare di arrivare a Piazzola, quindi staremo un pochino bassi proprio per prendere la corrente che ci porta a Piazzola. Allora, intanto localizziamo la zona del Medio Brenta, c'è un quadrilatero irregolare ai confini con le province di Treviso e Vicenza. 8 comuni, soltanto 8 piccole comunità che comunque parlano la stessa lingua, è il verde. Per farti capire meglio ti dico quali sei comuni: Campodoro, Campo San Martino, Carmignano di Brenta, Piazzola sul Brenta, San Pietro in Gu, Villafranca Padovana, Gran Torto e Gazzo Padovano. Ma è proprio la caratteristica del Medio Brenta, di questa zona, è proprio il verde, i prati stabili, e se così verdi, così sempre irrigati, e questo dà modo di avere un foraggio sempre molto fresco, molto buono, e per questo si sviluppa un'agricoltura particolare. Questa erbetta fresca, questo verde, non può essere che bovini di razze pregiate, quindi produzione del latte, dicevo, ma anche di carne, di insaccati. Cercherò di intervistare l'agricoltore qua sotto, così direttamente. Ehi! Quante vacche che sta?
E dato che in Megasaso a terra, come sempre, quale cosa migliore che andare a visitare questa bellissima villa, Villa Camerini Contarini. Chiamarla villa è un po' riduttivo perché è una vera e propria reggia, anche perché qua, tanti anni fa, nel 1500, quando è stata costruita, dopo venivano ospitati i regnanti di varie località. Innanzitutto per entrare in questa villa bisogna attraversare un ponte che, guarda caso, chi sia che aveva fatto un genio, perché so che un genio può fare un ponte del genere, Leonardo da Vinci. Oltre ad essere una vera e propria dimora, venne concepita anche con un immenso e magico luogo teatrale. Così il grande salone delle audizioni, che occupa 2 o 3 piani all'interno dell'edificio, è sovrastato da un'ampia sala detta anche della chitarra rovesciata. E qua siamo in una vera e propria reggia e abbiamo un personaggio che è il presidente della provincia di Padova. Noi vogliamo appunto come provincia valorizzare questo contesto e lo stiamo facendo con dei percorsi ambientalistici e naturali, in modo tale che da Padova si possa risalire fino a Bassano sia da una parte che dall'altra della sponda. Ci sono dei percorsi all'interno dei boschetti e delle radure veramente belle. Dicevo, volare bassi a un certo punto ne dà modo di avere anche un rapporto con la gente, cosa che per esempio, non so, se fossimo su un elicottero o se fossimo su un aeroplano... Non ce l'hai assolutamente. Qua invece riusciamo a parlare con le persone, a salutarle e comunque c'è un rapporto diretto proprio magnifico con le persone. Devo dire che la mia esperienza di volo nel Veneto è sempre stata contraddistinta da una generosità incredibile dei contadini. Ah, sì? Perché quando atterri vengono fuori e ti danno una mano, sempre che non gli rovini, diciamo, non gli fai danni alle culture, ma vengono, ti danno una mano, poi ti invitano a casa loro e ti offrono da bere. Ma se anche vedere dall'alto come che si è fatta un'azienda, scusami, vedo qua che c'è una stalla, qua che c'è il cortile con animali. Guarda che c'è tutti i tipi, guarda. E gaine, gai, arne. Intanto si può venire a passeggiare nel verde, poi si può in bicicletta, a cavallo, che è ipovie. Sempre di più nel Veneto sta prendendo piede questa idea nuova delle ipovie, queste vie da percorrere a cavallo, e quindi che c'è tante aziende che hanno appunto i cavalli, che puoi andare là, il tuo cavallo, e te fai dei percorsi e poi ti fermi a tappe.
E naturalmente in mongolfiera adesso, un nuovo modo, tanto non è la prima volta che voemo sul Medio Brenta. No, non è la prima volta, abbiamo dei ricordi magnifici, per esempio un'azienda che coltiva lumache che ci ha ospitato e poi dopo il volo la signora ci ha fatto una frittura di lumache che era Guarda, la prova dell'esistenza di Dio. Ecco, stavo proprio per dire questa cosa qua delle lumache, che pochi sanno, in questa zona si coltivano le lumache e scargot, come ce l'abbiamo? Sì. E che trova questo nuovo animale, ecco, da allevare. In mezzo al verde dei prati e dei pascoli ogni tanto un campanile, come quello che vediamo adesso qua davanti, una chiesina, un campanile, poi simboli di queste piccole comunità che tutto intorno a questo fiume. Il fiume Brenta è un lato del fiume Brenta, la destra, perché anche qua da destra a sinistra cambia come il Piave e lo stesso il Brenta. Non vorrei fare un'affermazione polemica, però mi pare che questa zona con questo verde, senza tutti quegli insediamenti artigianali industriali, sia veramente unica nel Veneto, perché dove c'è un paesino qui nel Veneto è sempre sorto un insediamento industriale o artigianale, qua invece non c'è. Tutte le tonalità del verde del Medio Brenta. Quindi non solo il Brenta, questo qua, vedete, un piccolo affluente. Canali, ruscelli, risorgive. E dopo aver sorvolato tanti prati verdi grazie all'acqua importante in questa zona, siamo arrivati in un punto del nostro territorio della Dessa Brenta famoso per altri aspetti, per gli aspetti dell'arte. Qua infatti siamo ad Isola Mantegna, famosa per aver dato i natali al grandissimo pittore Andrea Mantegna, genio della pittura del 400. E qui purtroppo da Andrea Mantegna non ci resta altro che questo busto a ricordare che lui è nato proprio qua. È il nostro compaesano.